Amici appassionati di futsal, buonasera e ben ritrovati. Il saluto dal Palasport Gino Cesaroni di Genzano vi arriva da Mattia Esposito e Marco Angelini. Vi raccontiamo la 13ª giornata della Serie A di futsal femminile. È derby tra Women Roma e Lazio. Pallone in banda per Tampa che calcia forte sul secondo palo, arriva la parata di Monteiro, attenta sul primo palo, gestisce questo possesso la Lazio, buona qui la giocata in banda con la conclusione. La Lazio quando ha il pallone prova a rendersi sempre pericolosa. Vanelli sul punto di battuta, sistema la barriera Monteiro, la conclusione mancina di Vanelli, parte forte ma dritta praticamente. Barca prova la giocata, riesce a tenere in campo il pallone, occhio che la Roma riconquista, è un 2 contro 1, Pratico mette dentro il pallone per Tampa, provvidenziale in uscita Monteiro a negare il gol dell'1-0 alla Roma. Perché poi l'ha persa occhio Siclari sul secondo palo per Betigna che in tuffo ha provato, ancora tutto in equilibrio, la conclusione qui anche deviata da parte di Bertè, arriva la parata di Monteiro. Sì, ma la Lazio questo lo fa praticamente tutte le partite. E attenzione qui intanto che attacca la Roma, è un gol meraviglioso quello di Gabi Vanelli, la sblocca la Roma con una perla assoluta di Vanelli, 1-0. E questo è un grandissimo gol, quello che dicevamo prima, isolamento, qui Betigna sottolineo anche per stanchezza perché mamma mia dove l'ha messa Vanelli, però veramente la palla era rimbalzella un pochino, Mattia è riuscita a prenderla veramente benissimo. Qui la chiusura della Roma che prova anche a ripartire con Vanelli che imbuca dentro per Pratico che prova con l'esterno a superare l'uscita di Monteiro, ci riesce ma allarga troppo. E fortuna per la Lazio che adesso può andare negli spogliatoi a riordinare un pochino le idee e soprattutto riprendere le forze mentali. Sirena a sancire la fine dei primi 20 minuti qui al Pala Cesaroni a 54 secondi dalla fine del primo tempo, il super gol di Vanelli che regala il vantaggio alla Roma in questo derby. Sestari che prova ad imbucare dentro per Vanelli che prova ancora a liberare il sinistro, trova una deviazione, occhio che la Roma ha una buona chance e qui Ceccobelli cestina il gol del 2-0. Un'incredibile occasione, un paio di rimpalli, alla fine l'anticipo di Tampa, 3 contro 3 che si sviluppa per la Roma. Bertè controlla strada chiusa, riesce ad appoggiarsi su Ceccobelli, Vanelli non va alla conclusione in porta e qui forse troppo altruista, occhio a Siclari che si avvicina sul punto di battuta, prova l'imbucata dentro Sestari 2 volte e poi Masaro non riesce nel tap-in, viene anticipata dentro per Vanelli, riconquista il pallone Betigna che va da Moreira che riesce a controllare e a calciare da posizione defilata e qui Betigna ha letto bene la situazione, recupera la Lazio con Masaro che prova a spingere il controbreak, brava Masaro a tenere in campo il pallone e a calciare sul secondo palo, serve un super intervento di Sestari a dire di no. Moreira qui a riconquistare il pallone, buono il break centrale, prova anche a calciare Sestari e poi arriva ancora una volta la conclusione da parte di Conticelli, adesso è assalto della Lazio alla porta della Roma. Qui il pallone imbucato dentro, occhio che Vanelli prova ad andare a tutta velocità e grandissima parata anche di Monteiro, negli ultimi 2 minuti si è acceso in maniera incredibile questo derby. Betigna prova a difendere il pallone, la chiusura di Bertè, arriva Moreira che va a lottare con Tampa, difende il pallone, riesce a tenerlo in qualche modo in campo, ancora Moreira dentro per Betigna, l'assistenza per Barca, ma che occasione clamorosa, guarda qua, la riprende, la suola, salta l'avversaria, la mette perfettamente per Betigna qua, c'è poco da dire, le immagini parlano Betigna prima e Barca poi, e Lazio che ci sta provando. Attenzione. Occhio qui al pallone con il tocco sotto e pallone che finisce fuori, ancora una volta Moreira, ultimo secondo di partita, finisce qui con fatica, con sofferenza, la Roma si porta a casa il derby 1-0 contro la Lazio, decide un super gol di Gabi Vanelli nel primo tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, il saluto e l'augurio di un buon proseguimento di serata da Mattia Esposito e Marco Angelini. Grazie a tutti.